Gianni Bordin, presidente di Canapa di Marca, ci vuoi parlare brevissimamente del tuo progetto, del vostro progetto? Va bene, ciao Sara, intanto grazie per avermi chiesto alcune cose. Canapa di Marca continua nel suo percorso che è iniziato l'anno scorso e siamo nati così per creare un po' di informazione nel nostro territorio. In realtà poi siamo stati sommersi da un sacco di richieste da agricoltori, produttori, trasformatori, consumatori, che poi ci hanno portato a diventare una struttura un po' più grossa, un po' più articolata. Infatti adesso ci stiamo muovendo un po' in tutto il Veneto per portare informazione, programmiamo incontri con medici, con nutrizionisti, con esperti del settore, bioarchitetti, bioedilizia e quindi anche con altre aziende ci stiamo organizzando per creare, diciamo, una piccola filiera locale che possa soddisfare le esigenze degli agricoltori della zona. Tutto questo modello che stiamo proponendo qui nella zona di Treviso è tranquillamente riproducibile anche in tutto il resto del paese, quindi quello a cui stiamo puntando è una circolarità dell'economia e una filiera corta dalla quale si possa attingere senza andare a comprare delle cose che vengono dall'altra parte del mondo o alimentare la filiera del trasporto su gomma o del trasporto su nave. Dal punto di vista della nostra regione, com'è la situazione per quanto riguarda i produttori? Allora, dal punto di vista proprio della regione, fresca dell'ultimo periodo, è stata una chiamata da parte della regione per una delibera che stanno portando avanti sulla filiera della canapa e ci ha inorgoglito proprio il fatto che abbiano chiesto proprio a noi di dare qualche parere sulla stesura di questa nuova delibera regionale. Noi abbiamo dato un'occhiata a quello che vogliono prendere in considerazione in questa nuova integrazione alla legge nazionale e abbiamo trovato un po' di cose che ci sembrano... Che cosa consigli tu rispetto alla delibera? Ma sicuramente che il finanziamento che è stato proposto di 200.000 euro, come è scritto nella bozza, venga destinato non tanto a chi fa ricerca in termini di università e di centri universitari, ma al tessuto produttivo e quindi alle imprese che già di per sé fanno ricerca, perché chi investe in macchinari, chi investe in nuove pratiche agronomiche lo fa già di suo tutti i giorni, ecco, che sono le imprese del tessuto veneto, diciamo. Poi c'è il fatto che adesso stiamo comunque assieme a Tecnocanapa, assieme ai canapari veneti, ci stiamo un po' consultando sulla possibilità di portare qui in Veneto un piccolo impianto mobile per il trattamento della fibra lunga e quindi potrebbe riaprire quella che era la peculiarità del nostro territorio 100 anni fa, cioè il settore tessile. C'è questo macchinario che arriva dall'Ungheria che ha bisogno comunque di avere una struttura alla base, quindi una serie di campi, di appezzamenti garantiti che possano fornire del materiale sufficiente perché la macchina possa effettivamente venire qui e svolgere un lavoro. Questa sarà anche un'occasione per i nostri produttori e per i nostri contadini di consorziarsi finalmente, cioè di creare una rete reale. Sì, attorno ad un progetto. Noi vorremmo proprio spiegare questo in regione. C'è una voce ben chiara nella legge nazionale e nella legge regionale che parla di filtrodepurazione, che parla di salvaguardia dei territori inquinati, che in Veneto onestamente non mancano e siamo forse tra i primi che possiamo vantare il numero di territori inquinati spropositato. Quindi poter integrare la fitodepurazione alla lavorazione della fibra penso sia una chiave di volta nel settore produttivo, agricolo ed economico italiano. Cosa manca nella legge nazionale? Allora, nella legge nazionale, a parte tutto il comparto sanitario e l'utilizzo delle infiorescenze per uso alimentare, per uso medicinale e cosmetico, e questo spero che a livello nazionale il nostro governo ci porti delle novità quanto prima. Manca rete fondamentalmente. Le associazioni di categoria dovrebbero comunque cercare di spingere per
concretizzare un po' il settore anche della canapa. Ci sono i mezzi, però stanno venendo dalle imprese, quindi è dalle imprese che devono andare a chiedere cosa dobbiamo fare, è dalle imprese che devono andare a chiedere come devono muoversi le istituzioni, perché da sole le istituzioni un po' brancolano nel buio, mi sembra. Quindi io spero che anche con quello che possiamo dare, con il contributo che possiamo dare alla Regione, di individuare magari, a parte dei fondi che ci sono a quanto pare, anche la creazione di uffici, la creazione di strutture che possano consorziare gli agricoltori, che possano renderli partecipi di un progetto di ampio respiro e che possano essere supportati nell'acquisto della semente, che poi possa fornire una quantità sufficiente di rottoballe da stoccare in un centro, in un capannone, cosa che in Veneto abbonda, mi sembra, dove poi questa macchina possa andare effettivamente a fare una lavorazione per ottenere della fibra sicuramente di altissima qualità, sicuramente più costosa di quella cinese che costa niente, però veneta, però italiana, e quindi un po' un motivo di alzare un po' la testa. E per quanto riguarda le sementi, che comunque... Per le sementi noi abbiamo sia l'appoggio di Tecnocanapa e quindi di Cesare Tofani, che importa dall'Ungheria, ma qui in fiera in questi giorni ci sono presentate anche delle industrie sementiere qui nella zona di Castelfranco e comunque della zona locale, che sono molto interessate alla riproduzione di varietà più autoctone possibili, quindi anche queste imprese secondo noi vanno finanziate con la sperimentazione di varietà e così con la riproduzione di seme che possa essere venduto qui localmente per produrre la canapa veneta e la fibra veneta. Questo è quello che noi sogniamo e stiamo anche progettando nelle nostre assemblee, nelle nostre riunioni. Se poi la Regione vuole darci voce, noi siamo pronti a dargli tutte le dritte che possono servire. Bene, grazie. Grazie Sara.